Esame lingua inglese 3. Prova scritta fissata al 23 agosto al rientro delle vacanze. Sono 15 gli studenti di mediazione linguistica vecchio ordinamento dell'Università di Padova che lo tentano. Risultato: tutti e 15 bocciati. Durante la prova, suddivisa in 3 parti, gli stessi studenti scoprono che in molte domande è allegata la risposta. Lo segnalano alla docente che però, invece di interrompere e sostituire i quesiti, taglia di mezz'ora la prova. Studenti sbalorditi e beffati, il tempo tiranno miete le sue vittime, i 15 cadono sotto i colpi delle correzioni, tutti bocciati. La sollevazione è popolare, tanto che è stato necessario anche l'intervento di un legale difensore civico dell'Ateneo, che ha raccolto le segnalazioni degli studenti. Sotto accusa la professoressa di inglese 3 Sara Gesuato. La direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici, esaminata la situazione insieme alla docente, ha deciso di annullare in toto la prova che verrà rifatta. La prova del 23 agosto di lingua inglese 3 è stata invalidata in toto, integralmente, in accordo con la docente professoressa Gesuato, e quindi, dovendo essere ripetuta integralmente, inizierà alle 8:30, non alle 11:30 come è stato scritto nella stampa, alle 8:30 in aula H nel settore didattico Calfura, con ingresso da Palazzo Maldura. Insieme ai 15 studenti vecchio ordinamento bocciati ci saranno anche quelli del nuovo ordinamento. Al momento sono già 54 gli iscritti che il 30 di agosto tenteranno la famigerata prova di inglese. In bocca al lupo agli studenti, e Uniweb è ancora aperto per iscriversi all'ultimo momento anche oggi.